voi facciamo fiesta col gruppo folcloristico per il 90esimo da vita e si incampa a ringraziare il Signore per tutti che sono venuti prima, che hanno tenuto duffi fino all'ultimo per mantenere questa bella tradizione che è l'identità del nostro Friuli. Prima di scominciare i santi misteri, domandiamoci perdono al Signore la nostra povertà e dai nostri speciali. Signor nostro Dio, danos la grazia di cercare sempre la nostra contentezza, tagliesi fedeli, per sé che dove servim che l'ha creati stupidi robis, quinis, o può dare in vegione le complete durature. Per nostro Signor Gesù Cristo, figlio di Dio,
e con te al differente di tu con Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libri dal profeta Malachia, disse il Signore, e sta arrivando a giornate cialde come una fornace, e allora tu ci tristi, tu che convini in tristeris, a saranno come strano, e che giornate che sta arrivando più bruserà. Disse il Signore di tutto il mondo, e non resterà di loro, né di tristi, né ramanzi. E per voi, con rispettai il mio nome, alleverai sorelle da giustizia. Parole di Dio. Primi insieme e disegni. Il Signore governerà i popoli con giustizia. Cantai al Signore con la citere a scrivere, coi clarins e coi tronis. Ucai in faccia al re dal Signore. Il Signore governerà i popoli con la giustizia. Calfasi sono suri il mar con tutto il caladente, il mondo con tutte le incalate, cavati in smansi flums, cauchi in smon tutti insieme. Il Signore governerà il popolo. Cauchi in faccia del Signore Calveno, perché Calveno a governare la terra, al governerà il mondo con giustizia e i popoli con la sua strettezza. Il Signore governerà il popolo. Frades, voi so sapete bene che il covente, per fa come no, che non si sta senza fanuie la duale, e che non vi mangiate in estri panna gratis sugli spalli di nessuno, ma che vi lavorare su danno, sfadiando niente di, per non pesare su nessuno di altri. Non perché non vengono diritti, ma per darsi in estri esempi di cemuti che vengono di fare. Proprio quando ieri là di altri su scomandati. Se uno non lavora, che fede di manco di mangiare, perché ho visto in tutta di che fra di altri, alle qualcuno che va in denaro senza regole, senza famiglie, parando a dove stupidaggini. A in di queste fatte, un comandino e un raccomandino del Signore Gesù Cristo, che acquistino al panca ma che mangiano, lavorando in pace, per aule di Dio. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te. In che volte, stanche qualche luna fevelava dal templi e al diceva che era un nevore vieri, vestieri se per i regali di avot che lo fornivi, Gesù al diceva, avvigneran zornavis che tutte che ostai saggialà, al vignerà strumante non resterà piera sotto piera. A questo mea che le turis da messa, in particolare la prima, l'insintuda e dopo il Vangelo, non cercare da guarda dal giudizio finale di Dio, una volta la resentì dai novissimi. E qui che studiate il catechismo di Pio X, che lei davanti qui sa che i novissimi a ieri morte, giudizio, inferno e paradiso. Non si cercava più di questi rovi, sì, quando capita un funerale. Saresti gli ultimi rovi da vita e dal mondo, e perché la parola del Signore non cercava di questi rovi? Perché ormai hanno inviarsi la fine di quel che si chiama l'anno liturgico, domenica prossima la grande festa di Cristo Re, e dopo inizia la vita, il mio fin. Ma lui che da fin, dal mondo, si preferisce cercare dal fine partagliamo, cioè il senso, la finalità, il sapore di questa vita.
E sin che questa domenica il Papa Francesco gli ha segnato in rosso il suo calendario come la domenica dei poveri, e dovevamo ascoltare lui. Il senso della vita non è guardare sempre di più come tanti di loro dal mondo di guerra, ma che si sueti e sono senza speranza umanità. Invece, al dice al Papa, e lei un ritornello di un salmo che ripete tante volte dal suo bel messaggio, al discussione. La speranza dei Buas non la scontentata, battagliata. La speranza dei poveri non sarà mai delusa. E queste parole del Salmo, che sono lo slogan di questa domenica, manifestano un'incredibile attualità, esprimono una verità profonda che la fede riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei più poveri, restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita. Il Papa non soltanto caro benedisse, ma dà dei segni concreti. E proprio in questi giornati è avviato una casa dal Bozzeno tutta fresciata, proprio che dà su San Piero, così, e Paicuas come accoglienza. E dopo gli ha fatto che l'ospedale volante sotto il colonnato di San Piero. Ecco, non si può solo cercare, bisogna darci dei segni, no? Di Sarindomo. E continua per il suo messaggio. La crisi economica non ha impedito a numerosi gruppi di persone un arricchimento che spesso appare tanto più anomalo quanto più nelle strade delle nostre città. Tocchiamo con mano l'ingente numero di poveri a cui manca il necessario e che a volte sono vessati e sfruttati. Tornano alla mente le parole dell'Apocalisse. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero c'è venuto. Passano i secoli, ma la condizione di ricchi e poveri, che non è il gruppo che cantava, no? Ricchi e poveri, permane immutata, come se l'esperienza della storia non insegnasse nulla. Le parole del Salmo dunque non riguardano il passato, ma il nostro presente posto dinanzi al giudizio di Dio. Che la storia lo insegni lui, purtroppo, ne lo dice anche i fatti di questi giornali, Vignesi a Sotaga, no? Mi ha mandato un messaggino il plevan di Santa Maria Gloriosa dei Frari, che le mie amiche di Tangians, se non stato, in italiano, ma se l'è veneto, in umido con i piedi nell'acqua, no? Avevano disinnancia messa, no? In qualche iglesia quella che non è l'acqua. Non gli ha insegnato nulla, no? Gli hanno fatto la cresta, i manduli sul Mose, no? Mosè si sarà arrabbiato di là che c'è andato quasi il suo nome, no? E l'ha agarrato su, no? Ma un'icona, diceva sempre chi spadrellino si chiama, è un'icona di sé che succede al mondo, in Italia, dall'Iglesia, no? Chissà se la intanci veneziani mi ha detto, no? Varan voi, varan sapienza, parvioli in quel che succede in questi giornali, che se non volete riparsi il mondo della Chiesa, la così. Certo, continua Papa Francesco, non vediamo nella nostra comunità di Capriva o nelle nostre comunità persone senza tetto ed emarginate che si aggirano per le strade, o persone raccogliere nei cassonetti, raccogliere il frutto dello scarto e del superfluo per trovare qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi. Però ci sono file interminabili, diciamo così, che vanno a bussare alla Caritas, che ogni giorno di primo mattino aspettano in fila il mezzogiorno per pranzare gratis al convento dei padri cappuccini di Gorizia, non so se si vedo mai più lusso. Sì, vediamo anche qui da noi persone che si accontentano del poco che hanno e che forse se ricevessero solo un piccolo segno di solidarietà, anche il saluto, sarebbero felici, sarebbero più ricche. Allora uè, ti raccolta l'uffiatis, saremo più generosi. Passate insieme fa proprio per una situazione che non studiare qua in paese, una situazione di precarietà, ma di tanta dignità, ecco, un piccolo segno.
non una roba grande, no? Anche se non arrivi a fare, no? Un piccolo segno per dare onore a questa giornata dei cuores, se no si continua solo, ci saccia dall'altare. Parole, 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 come che diceva qualcuno, no, ma da una per aulis, penso un giappolaga di Venezia, no? La speranza dei poveri non sarà mai delusa. Le un ritornello continuo da Bibbia, la descrizione dal mondo di fa dal Signore vi assicures. Lui le che ascolta, che protegge, che riscatta e che salva. Il puar non c'ha un Signore indifferente o mut davanti alla sua preghiera, ma il Signore si stieta alza di noi altri su una mano per onorare Lui, il stesso Signore, per se non potesse scappare di che identificazione che Cristo ha fatto di se stesso. Vangeli di Matteo, tutto quello che avete fatto uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Scampare a questa identificazione che fa il Signore fa finta che non sia di vera o di novella sentita, equivale a mistificare il Vangeli, sluggiare con aga il buon fin da rivelazione. La speranza dei cuores non l'ha scontentata. Per sé il cuore, tanto che fa esperienza della nostra carità, toccia con manta stessi la provvidenza di Dio, in che mans che è tutta la storia dell'uomo. Scuviarsi di nuovo altri, il primato della gratuità, poi aiutare tutti a celare con fiducia al domani e offrire un contributo perché lo stedi bene, per non limitarsi a essi consumatori, ma creatori di valori per se stessi, perché che li stanno vicini e perché che veniranno dopo di noi altri. E allora prendi in questa messa per tutte le situazioni di povertà del mondo, mangia un segno concreto per un gesto di solidarietà, come che dicevi prima, come che fa rientrare poco, che non fa sentire nessuno tagliare fuori da comunità, tagliare fuori dalla nostra fede, tagliare fuori dalla nostra considerazione. Fino a qui. Qualcuno dirà, specialmente l'ex sindaco di San Lorenzo, ma per sé noi abbiamo i furlani, i peraulis del Papa, per sé il Vaticano fa le traduzioni in tutti i venenti, manco il furlano. Allora, dopo dei disdi, ti scriverai ai miei amici cristianini di Iglesie Furlane che mandi un befel a Roma e che traduci anche in furlano la parola del Papa. Amen. Come che non sono contati i nostri svonus, Olinda ora dal mondo di fa comincia a passare l'Iglesia di Aquilea mediante le grazie del battesimo. O crodo in Dio Padre Onnipotente, che non si viola e che non c'ha terrore, e in Gesù Cristo, suo Figlio di nostro Signore, che è la sua Vergine Maria mediante lo Spirito Santo, mettuti in croce, sepoliti su Ponzio Pilato, allevati in quell'altro mondo, e la terza dia è risuscitata, alle nazioni insieme, a sta sentata a gestre dal Padre, di lassù, alla divinia unità in il Simuas. O crotange dello Spirito Santo, la Chiesa Santa, il perdono dei peccati, il resurrito di Cristo nostro ciao. Amen. Po bene, io al di fuori di questa fede, quei pandude, che è di Roma e di Alessandria e di nostra Aquilea, e che predici anche in Gerusalemme, né cantai vude, né che in nome di Cristo vada all'altro. E come frate Gesù, prendi il Signore nostro Gesù Cristo, che ha avuto un ben di vita a tutto il mondo, prendi e disin, ascolti il Signore. No altris, furlans caprives, venuto in regalo da Palsà una grande eredità, fatta di fede, di onestà, di buona volontà, di amore e dedizione alla chiara e al lavoro, di solidarietà verso il prossimo. Passo, Signore, che la preziosa semenza di queste qualità non venga mai disperduta, ma continui sempre a portare i suoi frutti. Per Cristo ti preghiamo. Signore, in questo mondo che con massa veloce, senza saperlo là, danos la volontà di fermarsi un momento a cialare la bellezza del tuo creato.
Dá-nos l'umiltà per ringraziarti per tutto quel che tu nos has dato. Faz-nos conhecer a giornata che vem dagli spiccioli robis e faz che poder tenir sempre viva la nostra fede, in maniera che tutto quel che facciamo sia indirizzato verso il bene. Non ti prego. Ascoltami, Signore. Come tutte le associazioni, il nostro gruppo è formato di tante persone di età e caratteri diversi. Faz che tra di noi altri arregni sempre l'armonia, il dialogo e l'amicizia e che il spirito di collaborazione vedi sempre la migliore sulle nostre individualità. Per chi ti prego. La miglior maniera per riguardare le persone che non sono più con noi altri è che di portare in avanti i valori su cui loro abbiamo prodotto e le attività sulla che siamo tanto bravi. Prego perché di lassù Michele Gianfranco menedi i nostri spazi di danza furlana dal nostro paese e dal mondo. Per chi ti prego. Ascoltami, Signore. La primavera, la stagione da rinascita dalla natura, dal verde all'alba e dai miei colori starosi. Fa, Signore, che il gruppo dei zombies resti sempre forte e rigoglioso, se di linfa abitante, mentre tradizioni e fondi di via per trovate stupende. Ascoltami, Signore. Quando che c'hanno le foto di balletto di Menari, di Minone, del nono bis, io li seguo e tanti scusi scontenti. Pensi che anche se non veni in danza sux, si divertisse in test e che senza giocare, giocava e scansava in più lui di noi altri. Gesù fa che parei a divertirsi con poco e da noi lui dire per stare insieme a cui nostri siamo messi. Noi altri stiamo in. Ascoltami, Signore. Ieri stagnotta le due persone della nostra comunità sono andati avanti come che dicono alpini, tra cui il nostro Emilio, no? Che dà una mano per tanti robi, per fare presepio. Ecco, c'erano di arbori che si suoi in tempo autunnale, sappiamo che dopo butteranno fuori di nuovo, che torna alla vita, torna alla primavera, che nel paradiso il Signore che nos quieta, perché il Signore deve la pace agli loro animi, prego. Tal domandin per Cristo nostro Signore. E come fasarin vivarin il segno di San Martin che viene riguardato in questi giornali, che poteva darci un fazzoletto, poteva darci una moneta al cuore e a tagliare il suo mantello rosso, il suo vestito che era dimostrati di milità, che era la sua dignità, la sua vita, il suo somiglianza, se che diventa di grande, e ha dato parte di se stesso. Ecco, quel che dà con la generosità del cuore, sei proprio non l'elemosina, che non vannuia, ma sei parte di noi altri, sei una roba più sintuda e più seria, anche per un gesto di carità che fa salire. Per onorare questa giornata dei cuori, ma per onorare anche il 90° del gruppo folcloristico.
un sicuro un'eternità fortunata. Per Cristo nostro Signore. Il Signore con voatris, i nostri scurs ad alma. Ringraziamo al Signore nostro Dio. Alle giuste, al va bene, al convento, pari santo, ringraziamo sempre dappertutto, per di Gesù Cristo, figlio del tuo amore e verbo tuo, che per di Lui tu hai creato tutti gli rovis. Tu non sai mandare come Salvatore e Redentore, fatto per opere dello Spirito Santo su da Vergine Maria. Lui, per fare un puntiggio la tua volontà, è qui stato un popolo santo, alla distirarsi il braccio sulla croce, e così alla disfare della morte non sarà fatto conosci se che è la risurrezione, perché i cui animi conduci santi dal paradiso o pubblichi la tua gloria, cantandoci insieme. Perché doventi per noi il cuore del sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Lui l'anno quinto le sua volontà alla passione, al sole il pane, e fatte la preghiera di ringraziamento lo rompè, e lui distribuì i sei discepoli di Ciolei te mangiai dus, barcelista del mio cuore, che venirà da via per quatris. Le stesse maniere, dopo che cenando, al ciapà sul ciale, se tornando a ringraziarti, lo passava e sei discepoli disì. Ciolei te bevemus, parcelista del cialis del mio sangue, dal mio testamento eterno, cal venirà spandum parvatres e partax di loro remission dai peccias, fase così parvisassi di me. Alle grandi misteri de fede. Signore, annunzia con guarda, o pubblichi la tua resurrezione, fin tremai che non tornes. Perché disanzi de morte e de resurrezione di Lui, non ti offrì, Signore, il pan che dà la vita e il sangue che parte la salvezza, e ti ringrazi per sé, tu usaste che nus boins, di serviti propri alla tua presenza. Ti prega che plete che dopo essi stassa parte al cuore del Santo di Cristo, o vedi di essi metusa dunga al Spirito Santo. Visiti, Signore, le tue ecclesie sparmisate per tutto il mondo e rendile perfette di carità. Tutune col nostro Papa Francesco, col nostro Vescovo Carlo e con tutto il clero. Visiti anche dai fradis che si sono introdotti di ieri con la speranza e la resurrezione, e anche di quelli che sono morti per tutti. Fate due milioni di splendore di tuo mondo. Vedu, per piacere, di tutti noi altri, perché un po' di metà di essi è parte di eterni e laudati.
e benediti insieme con la Vergine Maria, Madre di Dio, qui è questo e luci sans e tu ascolta a grado con che è parlezzi di tuo Figlio, Gesù Cristo. Mi dia di Lui, con Lui e in Lui riceve, io pare che tutto questo, tu con Spirito Santo, tutto l'onore e tutte le glorie, per tutti i secoli dai secoli. Amen. Parole dal Salvatore, squelaste dottrine dal Signore, ad insieme pari nestre, che tu sei insieme, cal sei santificato il tuo nome, cal vieni il tuo reame, cal sei fatta la tua volontà, come in sì anche in terra. Il pane che nos covente danos a guerra, e perdoni-nos i nostri debiti, come anche noi perdonati ai nostri debitori, e non stametti-nos de tentazione, ma liberi-nos dal Cristo. Signor Gesù Cristo, che tu has dito ai tuoi apostoli, us lasci la paz, us doi la me paz. Non sta a badare i nostri speciali, ma c'ha nella fede dell'Ecclesia tua, e indenniti di dalle donge de paz come che è la tua volontà, tu che tu vivi saregni spari in eterno. La paz del Signore sempre con voi. Dinsi la paz. Signore, non so i tempi che tu vedi sinceramente, ma con tu ne sole tue parole l'anima me regnerà sanata. Il corpo e il sangue di Cristo intende in conto per te.
Dici insieme le preghiere dal folclorista. Signore, che tu hai sfogliato le tue mani su ogni uomo, che tu hai sicuro i nostri vivi, i nostri suonati, i nostri palati. Fasco poderi in lungo onorati, spartizzanti e palmon, la vionde di essi figli delle nostre fiere, di essi bandiere dei nostri popoli, di essi tesauri delle nostre tradizioni. Danos le forze di digni salvis les nostri cittadini. Danos il conforto di sapere che tu intorno, i piani di noi, cresci l'amore fra tutti i popoli, senza confini. E tu, Madre di Dio, poi il tuo cuore turchino sulle nostre famiglie, sulle nostre vite, sulle nostre domande, e che arrivi dal cielo con la nostra preghiera l'eterna armonia dal nostro fianco, e così dal sempre. Non ci restano che da fare gli auguri al gruppo folcloristico, a tutti coloro che portano con passione avanti queste attività che sono l'identità della nostra terra friulana, ma che nel contempo devono avere anche così un impegno nella società, nella vita, altrimenti ciò che sa di Friuli, ciò che sa di religione rischia di rimanere solo un fatto folcloristico, no? Come mi dicono i miei amici della Puglia, le radici devono essere più profonde, no? Comunque siamo tutti chiamati a sostenere queste realtà preziose delle nostre comunità. Preghi. Ovin recevut, Signore, i regali dal tuo santo mistero, e ti pregi con tutta umiltà, calzovi a fa crescere il nostro amore, c'è che tuo figlio sa ordenato di fa in sua memoria, per Cristo nostro Signore. Il Signore con Atlas, il Signore lo benedissi, Lui che gli pare Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, dai con Dio, ringrazi al Signore. E buone feste a voi. Amen.
Io credo che la cosa migliore che si può fare per iniziare oggi sia rivolgere un pensiero a due persone che sono qua con noi sicuramente, che sono quelle a cui dobbiamo questa festa, a cui Sabina Cappello ha voluto fortemente dedicare questa giornata e dedicare la sua attività per i prossimi anni, riuscendo a dare nuova vita a questo gruppo. Quindi io credo che il primo applauso che noi dobbiamo fare vada a Michele e Gianfranco, che sono certamente con noi qua oggi, proprio con tutto il loro spirito, la loro voglia di folklore, il loro desiderio di portare il Friuli in giro per il mondo. Per questa festa io vorrei qua sul palco alcuni amici. Innanzitutto il nostro sindaco Daniele Sargon, in rappresentanza del comune, che da sempre per tutti i 90 anni ha sostenuto il gruppo, e poi altri amici che sono qui oggi per la Fondazione Cassa di Risparmio, l'avvocato Marinelli, che rappresenta un'altra istituzione che è sempre stata vicino al folklore non soltanto di Capriva ma al folklore della nostra provincia. Poi dopo i gruppi storici, le rappresentanze dei gruppi storici della provincia di Gorizia, il gruppo Santa Gorizia con Piero Crismani, il gruppo Danzerini di Lucinico, il grande gruppo storico dei Danzerini di Lucinico, chiamiamo Gianni Bressan, del gruppo di Pasian di Prato, che al di là dell'essere un gruppo fondamentale è stato soprattutto uno dei più grandi amici di Gianfranco, quindi Giorgio Miani vieni qua con noi sul palco. Chiamerei in rappresentanza dell'UGF Susi Bragagnini, che fa parte del direttivo dell'UGF, oltre che del rinato gruppo folcloristico caprivese Michele Grion, e chiamerei anche Don Maurizio, che così dopo aver detto le cose di Dio durante la messa verrà a dirci anche qualche cosa di più popolare magari qua. Ecco, sul palco. Io passerei giusto, abbiamo ancora un amico che arriva da lontano, anche se è partito da vicino, e che è Rino Frassetto, che oggi è qua in rappresentanza del Fogolar Furlan di Libbiate, e quindi chiamerei anche lui qui sul palco con noi. Darei un microfono a Sabina in modo che possa dare inizio alle nostre feste. Grazie Antonio, grazie a tutti voi altri, perché la roba più importante è di questa sala così plena. E questo, il fatto di vedere vuol dire che sia voi altri che si sta al gruppo e noi altri, i frus, agitinin alle nostre tradizioni, alla nostra lingua e alla nostra cultura. 90 anni fanno un po' di impressione, perché sono veramente tanti, e un anno fa, quando si è tornati a mettere insieme, mai non avessimo creduto né sperato di arrivare fino a questo punto. Un grazie, come diceva Antonio, in particolare a Michele, noi altri lo chiamavamo il vecchio Michele e Gianfranco, perché hanno scominciato e hanno portato avanti questa maniera di vivere i nostri Friuli, le nostre tradizioni. Il balletto non si è insegnato un po' a tutti noi altri, magari quando ieri in Frus non ci credevo in tanto, ma man mano che sono là avanti anni abbiamo capito anche l'importante conoscere i nostri ladris, conoscere le nostre tradizioni, e quindi arrivare a portarli avanti al mondo. E proprio perché noi altri stiamo andando avanti con gli anni,
io dico che Gidin veramente non ti scrodin al nostro futuro e qui mi abbiamo die di Benito a tirare su che i frus che sono cadaur e che praticamente la nuova generazione, perché dunque ha cominciato a ballare con noi altri e a ballare di nuovo insieme e quindi io un po' di concludi che mi piso l'intervento dicendo che veramente i nostri voli è rivolto al passato, alla nostra cultura, alla nostra tradizione, ma dove sempre c'è là che sono cadaur, che è il nostro futuro. Grazie a tutti. Grazie Sabina. Saluti ufficiali? Sì, anche perché sono stati stanchi aiutando sia a livello economico, chi riguarda la fondazione, la Cassa Rurale, il Sindico, l'UGF, ma anche voglio fare un ringraziamento a tutti che sono come da ora in cucina e a tutti che si hanno dato a fare per addobbare la stanza e per rendere bella questa festa. Perciò posso cominciare a chiamare i frus con un pensiero. Sì, che possiamo cominciare dal discorso. Ma allora io la res secondo un ordine vendetti sui finanziamenti, io la res la parola proprio all'avvocato Marinelli della fondazione. No, non ho la valigetta. Buongiorno a tutti, io porto i saluti del Presidente, della dottoressa De Martini, che oggi dopo non è potuta essere presente perché è a Milano dalla figlia. Quindi rappresento io la fondazione, ma non sono solo io qui oggi della fondazione, ma c'è anche Mauro Toulouse, che non so dove sia, ma è esatto all'interno, c'è anche Tiziana Battistuta, sempre della fondazione. La fondazione è sempre vicina, sostanzialmente cerca di dare un aiuto e un contributo a tutti. Sono cambiate tante cose per quanto riguarda la fondazione, le modalità di richiesta, di erogazione, dei contributi e da questo punto di vista, visto che immagino che qui siano presenti diversi presidenti anche di altre associazioni, raccomando per chi deve fare le richieste di rivolgersi agli uffici prima di fare la domanda, perché è successo in varie occasioni che la domanda è stata inoltrata sbagliata sostanzialmente, cioè o meglio indirizzata in un bando di gara anziché nelle erogazioni generiche, e questo purtroppo ha determinato il fatto che non è stato possibile accoglierla. Ora, per evitare questo, visto che i denari sono a disposizione, quindi la Fondazione mette sempre a disposizione lo stesso budget, che sono 3 milioni di euro ogni anno, ora dico, facciamo un attimo di attenzione perché sono cambiate le regole, sono diventate un attimo più rigide, quindi magari prima di fare la domanda chiamare gli uffici che sono a disposizione e acquisire tutte le informazioni del caso in modo da evitare problematiche. Il resto non posso far altro che i complimenti a Sabina, i complimenti al balletto, i complimenti a chi porta avanti sia i ragazzi sia ovviamente gli adulti e farvi tanti auguri per questa bellissima giornata. Grazie. Io andrei avanti con gli amici, lascio per ultimi la parola a Don Maurizio e al nostro sindaco. Quindi andrei avanti con i danzerini di Lucinico, Gianni Bressani. Anche voi avete tagliato questo traguardo e anche voi avete fatto festa e anche voi siete di quelli che portano il folklore friulano in giro per il mondo, Messico quest'anno mi pare, quindi insomma avete qualcosa di sicuro da portare a braccetto insieme a noi. Buongiorno a tutti, mi sento? Sì. Io è un po' strano festeggiare i 90 anni assieme perché fra i coetanei c'è una certa complicità. Non sto guardando, sì, ma parlavo dei gruppi. Ed è bello ricordare, perché molto spesso sembra di essere rivali, perché si è vicini, perché si fa la stessa cosa. Ma in realtà è proprio questo. Facciamo la stessa cosa, lo facciamo con piacere, viviamo molto volentieri insieme. È stato bello un anno fa quando siamo rivisti per la Fraia a Gorizia, che si era riaperta la porta per essere di nuovo attivi e vivere insieme. Quel momento rivestivo anche un altro ruolo, ho cercato per quanto possibile di essere vicino. Ed è stato molto bello. Però mi fermerei qui, perché se non siamo entrati dobbiamo parlare e ti dico.
e viene sempre un po' travolto da ricordi e da pensieri che vorresti ricordare, ma forse è meglio fermarsi così. A un compleanno non si viene a mani vuote, quindi ho portato un piccolo ricordo per la giornata da parte di tutto il gruppo di Ruscinico. Grazie Gianni, grazie ai danzarini di Ruscinico. La 20ª di fondazione, una tappa importante di una splendida avventura. Amore al gruppo folcloristico. Grazie Gianni. Piero Crismani, un nome importante, Santa Gorizia. Nel nome ci sono tante cose e in 90 e passa anni di storia c'è veramente una città. Saluto tutti, buongiorno a tutti quanti. Vi porto il saluto di tutto il gruppo Santa Gorizia che l'anno scorso ha festeggiato i 90 anni, quindi noi abbiamo 100 meno 9 di quello, perché dobbiamo arrivare a 100 tutti quanti almeno, no? E arrivederci ai 100 anni, vi auguro a tutti quanti, no? Ho piacere di essere qui perché conosco Sabina da bambina, perché lavoravo con suo padre in comune a Gorizia, ho piacere, più di una volta l'ho spronata ad aver coraggio ed andare avanti, cercare di tenere duro in modo da poter riprendere l'attività. E sono felice di essere qui e sono felice che il gruppo ha ripreso l'attività. Questa penso sia la cosa più bella e migliore. E per essere così vicino, un piccolo pensiero, eccolo qua, no? Per brindare a tutti quanti. Questa è la cosa più bella, vi auguro a tutti quanti salute e futuro, è la cosa migliore e vogliamoci bene, che ci costa poco. Grazie Piero. Giorgio Miani, quanti ricordi oggi? Sì. Allora, prima osservavo te e tua moglie a messa, la lacrimuccia, gli occhi lucidi. Sì. Bene, non eravate i soli, sì. Però adesso è un momento di festa e quindi dici cosa il tuo cuore ti dice di dire. Il mio cuore mi dice che con il gruppo Caprivese e con la famiglia c'è stata una sorta di feeling dal momento che abbiamo istituito quell'associazione che ha nome ancora, ricorda la sigla ancora, come allora AGFF. Al tempo, quando abbiamo fatto una prima riunione, ma Vignares di Pevela Parfurlandi, la sai? Le prime riunioni che abbiamo fatto sotto Iglesie, dal seminterrato di Iglesie di Pasian di Prat, poi le 20 anni di attività, dall'era 1986, e di che occasione è venuto di conoscere di donne sia Michele Grion e sia Evi Gianfranco. Di che e vi continuate una sorta di amicizia e di affinità tal pensare sdrobis, tal ciri di sburtare carette che si chiamava e si chiama anche per fortuna, si chiama folklore. E si anche a volte si fa, scusate se parte via, le mie femmine che subito a farmi cucina, ma non importa. Allora, a volte si fa delle grandi riunioni scientifiche, no? Per sapere di là che arriva le forlane, di là che arriva le zigozaine. Fasi le riunioni, stampi i libri, savolti, a miare, ma dopo che hanno squigli ballare le vali chicchi, no? Chicchi sono col costume. Se le vali arrivano a ballare, se no resta un vagone di libri, ma non era di dire, di disava Luigina. O di sentiamo una conclusione, vero? Che le sorte di affinità che vi invude come gruppi Pasian di Prat, che usparti i saluti al gruppo e a tutte le famiglie Grion e anche di bande di AGFF al gruppo che è tornata a mettersi in piedi con la più grande soddisfazione che vi invude di le notizie di qua che vi saputo che veniva pubblicato i libri
di Gianfranco Grion il teatro estivale. Ho avuto molti essi presenti, anche vi salutato l'ultima giornata, sia Michele, o qualche dubbio c'è Michelì, ma non so se è vero. Ecco, e dopo anche Gianfranco, lo vi accompagnato, che io so. E quando ho sentito cantare, che vi cantate in occasione dal giubileo, ecco sì, mi sono commovuto io, come ho avuto l'ugina, ma tutti due si girassero di linea schiena, fanno farsi vedere, vai, tanti auguri, due, e dopo le soddisfazioni grandi, un battaglione di frutti, che diventano donne abusate, una certa affinità col paese di capriva le vi, io l'ugina, personalmente, stai bene. Grazie Claudio. Allora viene un furlan e lo vengo a caprire a partare il saluto di Limbiate. Mo fa bellezza io per furlan. Scusatemi se dici qualche strambolò. Allora, Rino, dico il saluto dal Friul di Limbiate. Allora può essere che cercherà per furlan, però preferisci parlare in italiano anche perché magari non tutti sono friulani, io mi auguro che siete tutti friulani. Questo mio venire al vostro 90° è dovuto all'amicizia che mi lega dall'amico Benito e dalla signora Nadie da più di 60 anni. Io sono stato un ballerino che all'ultimo momento, invece di fare il debutto a Tolmezzo, mi è arrivata la cartolina rosa di andare in Marina. Non è stato sufficiente. 1960 il balletto friulano di Capriva del Friuli è venuto a Messina. Io arrivavo dalla Grecia sulla nave naturalmente e vedo fuori Ferragosto Messinese, balletto friulano di Capriva del Friuli. Metto in moto tutte le conoscenze che potevo sbarcare, avere un paio di giorni di permesso, che poi sono stato assieme a voi. Io ho incontrato anche la ex ballerina di mio fratello, perché mio fratello ha fatto parte del balletto vostro per diversi anni, cioè noi siamo legati. Quando Benito mi ha telefonato, devi venire, abbiamo fatto qualche sacrificio perché ieri abbiamo fatto presimare una nipotina. Finito ieri sera, dormito per modo di dire, ma oggi sono qua. Io sono qua, porto il gagliardetto del Fogolar Furlan di Limbiate, dove Giovanni Pierussi è il presidente e mi ha incaricato di darvi questo gagliardetto che mi ricordo tanti anni fa siete venuti a Limbiate, fatto la messa, eccetera. Cioè dopo 40 anni la maestra, la chiamo maestra, la moglie del Benito, ha voluto che ballassi dopo 40 anni. Chi si ricordava più i 2, 3, gira a destra, gira a sinistra. Però è stata una grande soddisfazione di aver contribuito dopo 40 anni ballando assieme ai vostri danzerini che li considero nostri, perché noi ogni tanto ne parliamo. Grazie alle autorità, la Santa Messa in friulano, che fino a qualche anno fa la nostra sede veniva celebrata. Adesso è morto il parroco che veniva a fare la messa in friulano. E questo, quando ero a Monza, veniva padre Turoldo, che veniva a fare la messa per Natale. Padre Turoldo veniva a fare la messa in friulano.
Cioè io sono, compresa mia moglie, direi coinvolti da queste belle manifestazioni che voi fate, noi un po' meno. Una volta alla Villa Reale di Monza venivano tutti gli anni i vari, sono venuti quelli di Vicimento, sono venuti, mi ricordo molto bene, c'ero anch'io. Cioè, faccio per dire, viviamo la vostra bella, io dico, e bravi ai danzerini, perché ci fa portare in alto lo spirito della fraternità. Grazie. Grazie a Lina Cassetta. E adesso due parole a nome dell'UGF, li facciamo dire alla nostra Susi che recentemente è stata nominata all'interno del direttivo dell'UGF, un compito importante anche perché così ci rappresenti in quella che è l'associazione principe del folklore in Friuli Venezia Giulia. Buongiorno a tutti, benvenuti. Buongiorno a tutti, benvenuti. Vi porto un saluto del presidente dell'UGF, Claudio De Domino, e anche di tutto il direttivo. Come danzerina invece voglio pure augurarvi una buona giornata e un buon stato. Due parole a Don Maurizio, il sindaco l'ultimo, il sindaco lo releghiamo per ultimo. Sì, io credo che mi vedi inclamato su per benedì la mensa, no? Ecco. Però ecco, soltanto una parola. Forse qualcuno ricorda, ha letto, ci vorrebbe anche un'analisi così storica senza fare di Bronx, no? Vagonadis di Libris, no? Ma da dove è partita questa avventura, il folklore come anche altre cose? È partita da un humus umano di paesi, di città, di territorio dove si vivevano certi valori, dove comunque il centro era l'uomo, era la famiglia, no? La patria, potresti infallungere la lista, no? E con la difficoltà è che questi valori si sono sgretolati, no? Sono andati sotto un po' come Venezia con l'acqua. E allora io credo in qualche maniera bisogna ripensare e ripartire da questi valori, da questa realtà, perché altrimenti si rischia di costruire sulla sabbia, come dice il Vangelo, no? Allora ci auguriamo nella semplicità delle famiglie, delle relazioni, della ferialità, non solo delle occasioni grandi, ecco, di ritessere questo tessuto, no? Che tanti tirano, che viene strappato, perché possa star su anche il folklore, così tante altre cose, noi parlando dal nostro punto di vista ecclesiale, che altrimenti non stanno in piedi. Se non sta sulla famiglia non sta su neanche la Chiesa, perché l'esperienza di Chiesa è partita nelle famiglie, prima di Costantino, quando non c'erano le chiese. Allora l'augurio è di ritessere tutti questo tessuto, questi valori, cercando di tradurli, come dicevo prima, anche con un gesto di carità oggi che è questa giornata dei poveri, in realtà concreta, cioè, per usare una parola obsoleta ma preziosa, in fraternità, amicizia, amore. Grazie. Ecco, io credo che Maurizio ha detto giustamente, se non c'è la famiglia non c'è neanche la Chiesa, ma non c'è neanche la società, non ci sono neanche i cittadini. E quindi riscoprire i valori che il folklore, appunto, partendo da momenti di povertà, perché negli anni 20 in cui si è partiti c'erano momenti di povertà, c'erano momenti di crisi, c'erano momenti difficili, una guerra appena finita. Ecco, partendo da questi valori, riscoprendoli, si crea un futuro e un futuro anche di cittadini. E quando parliamo di cittadini parliamo di quelle che sono le comunità costituite in maniera democratica come i comuni. E quindi do la parola a Daniele, che credo possa dire cosa vuol dire ritrovarsi questo patrimonio. E si vede che è stato sindaco di Capriva per 10 anni, Antonio, perché non potevi
che dire migliori parole per annunciare insomma il mio saluto. Benito, so che tu mi fai così, ma sarò veloce, però io credo che oggi sia, è vero, una giornata di festa, che tutti quanti noi sentiamo nell'atmosfera, insomma, nel venire qui e nel venire stamattina alla Santa Messa, però io credo che nel nostro cuore sia molto forte anche il senso di giornata di ringraziamento e di riconoscenza per chi questa storia l'ha iniziata. E allora è inevitabile, quando si parla del gruppo folcloristico caprivese, non nominare, come avete giustamente già fatto, le persone di Michele e Gianfranco, che sono state cuore pulsante dell'associazione assieme a tutti voi e a tutti coloro che hanno in questi anni portato avanti il gruppo folcloristico. Le comunità, anzi io ho cercato per furlan, se no... Le comunità hanno tantissime belle iniziative, storie. Io credo che la comunità di Capriva dal 1919 vede avuto la fortuna di scominciare quel che noi altri sapevamo rappresentare. Intorno al mondo, intorno all'Italia, intorno al nostro Friuli, il gruppo folcloristico le identità di Capriva, le simbolo e ha rappresentato la nostra friulanità e ha rappresentato la nostra comunità. Non è questo, dove che non sono stato e dove che non mi hanno detto Capriva il paese dal gruppo folcloristico Michele Grion. Allora io credo che noi abbiamo una grande responsabilità, non vi di paura di avere responsabilità, perché se no diventeresti una società di persone pure. La responsabilità è di partire in denaro. Chi sta grandissima fortuna. E io credo, come che ha detto il Presidente, che in quest'anno insomma vinto una nada impegnativa, forte, credo che sia stata una nada diela, perché si sia avvicinata a questo momento con tanti tappi, dove che non è stata lasciata nuova al caso, io dico. La presentazione del libro di Gianfranco, che io credo di tutti noi altri la sentivi dal cur e la sentivi di dove farla. E la farla la prima iniziativa dal gruppo folcloristico dall'anno del 90esimo è stata crodi la maniera più bella per cominciare questo compleanno. E dopo vi passato con una avventura, insomma, una trasferta in Croazia, dove il gruppo si è riunito, si è richattato, si è respirato nuovamente, che voglia di stare insieme, che voglia che, con gli interventi che prima mi hanno preceduto, sono la base di questa associazione e è la base di una società che sta quasi dismenteata, ma che viene fortemente di tornare a portare forte i valori d'amicizia, del stare insieme, di essere tutta un frutto di Capriva, cercherà di divertirsi anche con le robe semplici, con un bal, con una stretta di mano. E allora che è il compleanno conclusivo. Io credo che Michele e Gianfranco sarebbero un gruppo orgoglioso di questo gruppo folcloristico. E allora Ciali Lorella e Ciali Stefano, io credo che queste persone che non hanno lasciato questo tesoro, lo dovranno lasciarlo a che sono i frutti del gruppo folcloristico Michele Grion e Primavera in generale al futuro del folklore a Capriva. Che sei ambasciatore della nostra cultura, che sei ambasciatore di Capriva al mondo. Grazie. Io vorrei dire io sto una roba. Facciamo un applauso a cui che ha avuto il coraggio di ciappare in mano questo balzo. Un applauso a Sabina Capello, la nuova presidente del gruppo, intanto che il frutto del Primavera consegni il ricordo di questa giornata. Ecco, io credo che le robe più difficili, scusatemi, quando si ciappa in mano una roba come questa,
sedi le porre di essi di Besoi. E allora, chi sto là si dice, se mi permettete, come già sindaco, come già presidente del Primavera, come amico di questo gruppo, non state a lasciare soi che partono in davanti le barce. Non so. Stegi donge duc, sai che non tu sei di persone, sai che tu hai un bel gruppo, però o dici i frus, o dici ste donge una dia benito. Faseio sentire che sono importanti e danno amore a questo gruppo, e danno amore a Capriva, e danno amore al vostro futuro. Quindi ste donge duc, sti donge duc, perché non è facile il futuro. Sapendo quali che sono le difficoltà, quali che sono le robe negative, però vi anche robe positive, questi sono positivi. Sì, io che sono una grande ottimista, per me le tutte, nella maggior parte roseo il futuro, basta che io mi si slaggi voi, avevo di che due fruttus sentas lì, che stanno voi, aspettando tutte queste persone che cercano, perciò per me il futuro è super roseo e sono tantissime persone che nos danno una mano. Grazie a tutti e per ricordare questa giornata vi facciamo un plat, il nostro plat Furlan con una dedica. Grazie.
s'avvicina lentamente con l'incedere il canto all'aspetto che sognato, malinconico e assente, non si sa da vedere né dove va, chi mai sarà quell'uomo infranto. Dicendo ad ogni cosa ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che l'andagio se ne va. È giunto ormai l'aurora, si spengono le luci, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorando-si nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce piana galleggiando si al cilindro per cappello, due davanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul capo del gilet un papillon, di seta blu, galleggiando velocemente e lasciandosi cullare direttamente verso il mare se ne va. Chi mai sarà quell'uomo ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un abito da sposa, prima e l'ultimo suo amore.
Il 90° Bagnato, 90° Fortunato, via! Stop.
Zobis che bisognava fare. Invece come la parte di cur. Allora, respiri. Allora, questa sera Warin, la prima roba, dà un pensiero ai qui vecchios. Per fortuna o purtroppo sono femmini i più vecchi. Allora, un ciclamin pa Elsa, che magari la sua frutta gli porterà, un ciclamin pa Anna Maria, per termine di Gianfranco, e un ciclamin per me Mari. Non sono vecchi, sono diversamente giovani. No, mia Maria è proprio vecchia. Oggi giornati sta 93, quindi... Auguri, Ole. Mano è timida. Fabrizio? Fabrizio, perché? No, passate, no, sì. Allora, è una roba... Non vi fate la roba pipiela, però cioè, un componente del gruppo non si ha comportato bene. Assolutamente. Tu studi anche un certo. Fabrizio, non si riguarda. Tante volte fasi robe che non mi rendi conto, probabilmente sono io. Allora, una persona, la vincitata, in 40, però ha avuto una grave mancanza da cartellino, confronta. Passe che dovessi ben sapere che è un ballerino molto effettivo, cioè nel senso che balla e quando mangia purtroppo non smancia un gran top, si ha permittuto, io non lo ridi a biodi, perciò non lo ridi a cialà qui voi, si ha permitto in tutta la sua carriera, in oltre 60 anni di ballo, si è permitto di mangiare a una trasfiata, si è permitto di mangiare anche nella sua figlio, ma è una grave mancanza, ma gravissima. E allora a UE le vinica Benito, e non lo riodi, lo sai una che regole. Non me ne voglia la moglie, ma Benito gli ha fatto una gravissima... Pensavo di fare la lista Allora, che doveva quantificare. Basta che, allora, Benito, guardi, forse lo sapete, alla fine da trasfiartis, lui fa reso conto, stia se vos, fa reso conto dei cartellini, da mancanza piccola, sai, €1, mancanza blu e media, 2-3 euro, fino ad arrivare a cartellini confronta, mi pare Marino, cioè per l'ultima volta, non sai tanti identità. Quindi partiva Croazia, avete tutto il documento, sì, e lui non lo aveva. Marino non aveva la ciappa di identità. Sì, che lei è il marito presidente, per una grave mancanza, però lui grave di tutti le proprie che di Benito. E allora abbiamo pensato di riguardare questa mancanza, dopo pensare in tanti soldi mandato, dopo. Ma per il 90esimo potrebbe essere su. No. No, scusi. Ho mangiato una volta, avevo di nascere mio figlio, la prole non mi fermo, non me la strada via. Carnadia. Allora doppli cartellini, doppli. La trasfera dell'Aquila via 970. Tagliati lì che hai occhi.
Sì, era Benito dal 70, comunque è migliorata, Dal 50 all'Ufer si muovió, Sì. Così Fox, vedi che si taggiavi, Così non mi dispiace quei cattivi, perché ti via a me, tu sai che fare, dopo trascrivilo, è una roba trompatica. Emoziona, vi riferito, emoziona. No, lui no, padre. Allora Dai, avanti. Lo vince un po' tanti auguri però. Tanti auguri. Come sposi, come sposi. Poi avete dal niente scuri il mare proclama di smontan vicini di posti di pace.
tanti auguri.
sinceri nell'amore, sinceri nell'amore, le rose grammatica ingannano anche te, perché ormai la mia amorosa vezza che ognuno deve sempre, e quando spunta l'erba che cos'ale con il trabacca e che cosa pensa